Un obiettivo più una legge fa un canale. Il calcolo è stato fatto dalla Regione del Veneto. Il presidente Luca Zaia ha annunciato che la Giunta ha chiesto al governo di inserire tra le grandi opere previste dalla legge obiettivo l'adeguamento del canale Contorta. Un'infrastruttura necessaria, fanno sapere da Palazzo Balbi, dopo lo stop al passaggio delle navi da crociera davanti a San Marco. Per l'intervento di adeguamento della via acquea di accesso alla marittima e per la riqualificazione delle aree limitrofe al canale Contorta Sant'Angelo viene quindi chiesto l'inserimento tra le opere strategiche. Il costo preventivato è di 170 milioni di euro da reperire. Per i finanziamenti quindi si annuncia battaglia a Roma. Zaia nel frattempo appoggia i comuni nella protesta contro la mini rata IMU. I primi cittadini vogliono spegnere le luci dei municipi. È ragionevole la protesta, visto e considerato che una comunità virtuosa come quella veneta, dove dei 581 comuni non ce n'è uno in dissesto finanziario, cosa che in Italia, soprattutto ad alcune latitudini, non accade, non capisco per quale motivo noi dobbiamo ancora tirare la cinghia, ancora punire i cittadini con l'IMU. Noi non siamo d'accordo, si spengano le luci, si chiudono i municipi, si faccia la protesta, perché è l'unica cosa che questi a Roma capiscono.